Dopo la giornata di ieri che ha visto la grande mobilitazione dei lavoratori di Girgenti Acque e dei sindacati a sostegno, a Palermo davanti alla presidenza della regione arrivano buone novità, una legge ad hoc per l'avvio del nuovo servizio idrico nell'Agrigentino. Il governo Musumeci ha infatti approvato ieri pomeriggio in seduta urgente un disegno di legge da sottoporre all'esame dell'ARS per trasformarlo in legge in tempi brevi per sostenere l'avvio dell'AICA, il nuovo soggetto in house, l'azienda idrica dei comuni agrigentini che sostituirà Girgenti Acque ormai fallita, il tutto per assicurare le risorse finanziarie a titolo di anticipazione per i prossimi mesi, necessarie a scongiurare l'interruzione dell'erogazione dell'acqua e garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori, oltre che la manutenzione ordinaria. L'impegno era stato assunto nella mattinata di ieri dallo stesso presidente della regione Musumeci al termine di un vertice tenutosi a Palazzo d'Orleans, alla presenza del presidente dell'ATI di Agrigento, sindaco Valenti, di Sciacca, del presidente dell'AICA Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte, di altri sindaci presenti dell'Agrigentino, che dovranno gestire il servizio idrico attraverso la nuova società consortile che è formata da 33 sindaci su 42 della provincia di Agrigento. Ieri mattina erano presenti anche l'assessore all'acqua e rifiuti Daniela Baglieri, il dirigente generale Calogero Foti, l'assessore alla funzione pubblica all'Agrigentino Marco Zambuto, l'avvocato capo Giovanni Bologna, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il commissario prefettizio Gervasio Venuti. Dal dibattito è anche emerso come il Tribunale fallimentare abbia tracciato un cronoprogramma rispetto al recupero dei crediti e la gestione commissariale terminerà il 2 agosto. La prefettura di Agrigento non ha previsto al momento alcun rinvio. Sentiamo il sindaco Valenti di Sciacca nella qualità di presidente dell'ATI idrico al termine della riunione. Questa riunione, allo stesso tavolo c'eravamo tutti, quindi per la prima volta finalmente siamo stati tutti seduti allo stesso tavolo, era presente anche il prefetto. Non c'è dubbio che il servizio debba essere garantito, perché questo credo che sia una cosa fondamentale. Tutti hanno capito che è urgente assicurare la continuità del servizio e verrà assicurata. Siamo soddisfatti, posso dirlo, perché c'è consapevolezza di questo e ciascuno farà la sua parte. La regione, il presidente della regione ha dato la massima disponibilità a trovare una soluzione per quanto di competenza, unitamente al prefetto che farà la sua parte, unitamente a noi che faremo la nostra. Se tutti quanti ragioniamo allo stesso modo e abbiamo lo stesso obiettivo, io credo, non ho motivo di dubitare che questo servizio potrà essere garantito. E voi capite che per garantire il servizio ci vuole personale, non possiamo il giorno 2 avere un servizio senza risorse. Personale alle imprese, ovviamente. Certo. Anche su questo e anche su questo, una volta che parte la nuova azienda, ed è probabile che partirà la nuova azienda direttamente da subito, è logico che la nuova azienda garantirà e deve garantire continuità per tutto quello che riguarda il servizio e mi pare anche, questo poi anche sui fornitori, tutto questo deve funzionare, non è che si può funzionare. Nelle more della partenza della nuova azienda, diciamo, in questo passaggio, è probabile che il 2 agosto partaia. Bene, è oggi che attualmente oggi diciamo c'è la gestione commissariale fino al giorno 1 fino a questo momento in questo momento quindi la situazione è quella che c'è da alcune settimane, c'è la gestione commissariale. Io ritengo che comunque anche la gestione commissariale, se ne è parlato, la gestione commissariale per queste settimane garantirà i dipendenti e quello che deve garantire nei limiti in cui può, ovviamente, ma come passaggio ponte a questo punto stamattina siamo tutti orientati a far partire direttamente l'AICA. Con tutti i dipendenti, giusto? Sì, il servizio.